Siamo contenti di essere qua perché è una cosa ligure, genovese, che vogliamo che sia conosciuta anche in altri posti. Per la prima volta a Padova, durante la tredicina di Sant'Antonio, ecco il pellegrinaggio dei portatori di Cristo cristezzanti, una tradizione tutta ligure e genovese per la precisione, che ha visto centinaia di padovani e di pellegrini fermarsi ad ammirare questa processione da Santa Giustina alla Basilica. A Padova sono arrivate una trentina di confraternite liguri che hanno trasportato 7 crocefissi di grandi dimensioni, uno addirittura di 8 metri, pesantissimo. Questo crocifisso che arriva adesso, il secondo, il nero, è a tutt'oggi il più grosso che c'è in Liguria. Lì parliamo di 170-180 kg, sempre governato da una sola persona. Un lavoro di squadra con i pellegrini che portano la croce uno alla volta, dandosi poi il cambio dopo un breve tratto, con gli altri che lo aiutano a trovare il giusto equilibrio. Allenamento, un po' di doti di base. La principale, al contrario del primo pensiero, non è la forza, ma è l'equilibrio e la sensibilità. Tenuto in equilibrio è governabile. Fuori dai punti di equilibrio diventa pesante più di quello che è, perché il baricentro è un principio fisico. Solo oggi per fare questa processione certi cristi avevano 6-7 portatori col crocco e 5-6 persone che muravano, che è il gesto del passaggio tra un portatore e l'altro. I crocifissi sono anche molto antichi, realizzati tra la fine del Cinquecento e i giorni nostri, e sono riccamente decorati con fiori in argento che tintinnano durante la marcia. Mi sarà perdonato il linguaggio non proprio religioso, ma diciamo che è uno sport selettivo. Se si insegna ai bambini, come tutti gli sport, con le dovute precauzioni per la schiena, per le misure, si riesce a diventare bravi. In Liguria i crocefissi vengono portati alle feste patronali oppure su invito in altre occasioni, come nel caso di Padova, con l'arcivescovo di Genova, che è padovano e che ha voluto questa sorta di gemellaggio. Avete visto che bellezza, la bellezza, l'arte, quindi c'è davvero un lavoro artistico bellissimo, poi c'è un lavoro di abilità, portare queste croci che sono molto pesanti, occorre un'abilità molto forte, è davvero fede, bello.